Avvocato Gaziano, una rappresentazione questa sera dedicata a tante persone, al mondo dell'avvocatura, ai magistrati, insomma un momento bello per una rappresentazione che ha un suo significato. Si rinnova anche in quest'estate del 2025 una tradizione ormai consolidata da anni tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e l'Associazione Nazionale Magistrati, sia come nel caso di questa sera, sia la sezione distrettuale di Palermo, ma anche con la sezione agrigentina, ovvero quello di rivolgere un messaggio e unirci ad un momento di condivisione e di riflessione su tematiche legate al nostro mondo, a quello del diritto, della legalità, della giustizia, aperto alla generalità dei consociati, cioè alla cittadinanza agrigentina. Attraverso la rappresentazione Tutta colpa di Solone abbiamo proprio la volontà di riflettere e condividere con i concittadini agrigentini sui valori della nostra Costituzione, in un momento storico in cui la democrazia e lo Stato di diritto in più parti del mondo sono messe in discussione e vacillano. Allora, avvocati e magistrati vogliono, in condivisione con i cittadini tutti, ricordare prima a noi stessi e poi a tutti quanti quanto i valori e i principi costituzionali siano da tenere ben saldi nel nostro operato quotidiano, ma in quello dei cittadini tutti. Il Giardino dell'Efebo oggi con una rappresentazione teatrale dedicata all'Ordine degli Avvocati e dei Magistrati, ma anche aperta al pubblico, segno di un teatro che vive anche questi momenti. Sì, abbiamo fatto questa manifestazione in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, dell'Associazione Nazionale Magistrati. Il giardino botanico è un posto meraviglioso, quindi noi cerchiamo di utilizzarlo per tutti gli eventi, ma principalmente per eventi di un certo livello. Quindi essere vicino alle istituzioni come l'Associazione Nazionale Magistrati e Ordine degli Avvocati significa essere vicino alla trasparenza e alla legalità, e quindi noi siamo contenti e soddisfatti di aver fatto questa manifestazione in collaborazione con loro. Tutta colpa di Solone, drammaturgia contemporanea, e niente più contemporaneo di un testo che parla, partendo dalla nostra Costituzione, su come in questi 2500 anni la democrazia abbia subito a volte degli attentati, a volte delle mutazioni. È teatro chiaramente politico, grazie alla lungimiranza di una produzione del piccolo che ritorna nella sua migliore tradizione, quella di proporre il teatro contemporaneo, grazie anche alla penna di Andrea Cirino e alla mia, che siamo riusciti a mettere su un testo con attori bravissimi. Qua c'è Paolo Di Noto, che è il nostro protagonista, che incarnano in una Agrigento mai nominata durante il corso dello spettacolo, ma in un Agrigento che ragiona delle sue innegabili bellezze, ma delle sue anche innegabili contraddizioni. Io praticamente sono il protagonista dello spettacolo, nel senso che incarno il soggetto che, mosso da ideali particolari, viene a poco convinto dal politicante di turno a mettersi in gioco con tutta la sua pletora di clienti, e quindi a proporsi come consigliere comunale. Da quel momento in poi è un crescendo di cose raccontate per lo più, che seguono il filo logico già tracciato nel precedente passaggio dal regista, ovvero sia di narrare in contemporanea, in parallelismo, la storia della democrazia attraverso la storia di questa città, in un dialogo tra le due cose, che purtroppo è crudele, perché ci fa realmente toccare con mano il decadimento dell'una e dell'altra. Un modello di dittatura democratica all'insegna del grido "ho vinto le elezioni, prendo tutto". Ma il consenso non può mai prevalere sullo Stato di diritto. In una democrazia liberale chi vince può molto, ma non può tutto. Incontra dei limiti costituzionali, procedurali e sostanziali. E ogni volta che si mette mano alla Costituzione, che è patrimonio comune di tutti noi, è un bene collettivo e rappresenta il sistema di valori in cui la società civile si riconosce,
E beh, si dovrebbe fare in punta di piedi, si dovrebbe recuperare quello spirito costituente che animò cattolici, liberali, socialisti, comunisti, tutti spinti verso un obiettivo comune. Una riforma che andrebbe fatta così, insieme, mai contro. Una riforma invece che non tiene conto delle categorie interessate, che divide piuttosto che unire proprio anche le stesse forze politiche. Capite bene che crea un cortocircuito. E la riforma Nordio in questo, per intenderci, rischia di passare per la prima volta nella storia una riforma costituzionale senza alcun emendamento, né della maggioranza né tantomeno dell'opposizione. Questo è un segno che il testo è stato blindato, non c'è stato nessun tipo di confronto, di dibattito.